Grazie e buongiorno a tutti. Allora, come anticipato andremo ad affrontare, un tema alla volta, navigando, in piattaforma per, capirne al meglio tutti i vari aspetti. Quindi, parlando di accreditamento alla piattaforma PAESC Veneto, parliamo di tutta la procedura che, potrebbe che diciamo un comune o un energy manager o un qualsiasi delegato intitolato dal dirigente comunale a diciamo, alla gestione e all'analisi energetica, del comune stesso, possa, dover fare, diciamo in maniera autonoma. Vediamo tutti i passaggi. Quindi, andiamo in piattaforma, vediamo qua, questo è il diciamo l'home page che tutti vediamo pubblica, dove, ci sono riportate un po' di informazioni aggregate a livello, diciamo un po' sommario, come tutto il numero di comuni tutti i comuni che sono stati abilitati, almeno che sono stati registrati in piattaforma, e alcuni dati che questi hanno inserito. Come vediamo la piattaforma è abbastanza, giovane, diciamo la personalizzazione del bene è abbastanza giovane, quindi non ha molti dati inseriti e alcuni di questi dati sono ancora, nulli. Però ci sono poi una serie di link utili e chiaramente personalizzati sul contesto territoriale, appunto del Veneto, una serie di news che sono più di carattere generale, come possono essere quelle, fornite da Enea, e poi altre informazioni relative al progetto, quindi al discorso che vi hanno appena anticipato le colleghe, alla registrazione, quindi come avviene appunto questa registrazione, questa procedura di accreditamento che qui è descritta in, diciamo per sommi capi, poi, alcuni, informazioni relative al materiale informativo, che, questo è scaricabile e, diciamo può andare, diciamo, in via molto generica dalle indicazioni, dalle linee guida del patto dei sindaci fino al vademecum dell'ENEA, per esempio, sulle detrazioni, e poi delle statistiche di carattere molto generale aggregate a livello nazionale. Questo è per vedere, diciamo, cosa, la piattaforma vi può, presentare. Quindi, diciamo, un comune o un, delegato, diciamo, dello stesso può accedere con SPID, diciamo il primo passaggio è proprio l'accesso con SPID o carta d'identità elettronica. Quindi io adesso, farò proprio l'esempio tipico di un comune che entra come, con queste credenziali e, diciamo io utilizzerò la mia carta d'identità elettronica. Okay, mi sono autorizzato da solo, quindi perfetto, prosegui. Okay, la prima cosa che mi viene chiesta dalla piattaforma è di confermare il telefono e mail, per cui potrei, tranquillamente, compilare adesso con i numeri, ma la cosa che vi consiglio è di utilizzare una mail ufficiale, quindi che funzioni. Può accadere ad esempio che, si compia un errore di battitura e quindi, si possa, incidere, su un'informazione che poi successivamente potrei ricevere. Quindi se sbaglio a scrivere l'email non riceverò mai più un'email dalla piattaforma. Quindi devo chiedere eventualmente in queste casistiche un accesso, di fare, una modifica a livello database e questo si può fare, adesso vi spiegherò come, con la segnalazione. Il passo successivo è, dopo una volta che ho, richiesto l'abilitazione come comune, di cioè scusami, dopo che ho, esplicitato il mail e telefono, devo richiedere l'abilitazione all'accesso del comune che mi interessa. Quindi andrò a selezionare, per esempio, il comune, adesso mi è Treviso, e indicare la validità. Io tipicamente in questi casi consiglio di mettere dal giorno odierno a, massimo 1 anno, quindi dovrei indicare qua, 2026. Facendo così la piattaforma memorizza la mia richiesta, e ho già fatto una parte dell'accreditamento. Il passo successivo, ho fatto invia, il passo successivo è completare un form, per cui vengo rimandato al form esterno, che è quello predisposto da Regione del Veneto, per
fare diciamo, per completare la procedura di accreditamento. Quindi adesso ho accettato la privacy policy e vado a richiedere per il mio comune chi sono io, l'ufficio, adesso mettiamo dei dati casuali, il numero del telefono per avere eventuali mail, eventuali richieste, ok, avanti, quindi il soggetto che mi ha incaricato, quindi ho indicato tutti i miei dati, il comune che ho richiesto, il dirigente o il soggetto che mi ha predisposto questa delega, Mario Rossi, il telefono chiaramente e le mail, Mario.Rossi, mettiamo dati a caso chiaramente, avanti, la piattaforma mi chiede quanto voglio, diciamo, quanto è la durata della mia richiesta e eventualmente devo specificare la declaratoria sui dati, quindi il tipo di utilizzo chiaramente sarà magari un PySC o un qualcos'altro. Facendo invia, la piattaforma mi ha registrato la mia risposta, che quindi è arrivata al referente regionale e sulla base di questo io posso continuare il passaggio con la produzione, diciamo, con il suggerimento che viene dato dopo, quindi firmare il modulo che si riceve in risposta e inviarlo tramite PEC all'indirizzo che mi viene suggerito. Facendo questa procedura io ho completato, scusate, ho cliccato per errore, ho completato la procedura di l'iter della richiesta. Successivamente sarà a cura del referente regionale di ricevere, quindi censire questa PEC e abilitarvi sulla piattaforma del poter operare. Fino a che non ricevete una risposta da questo punto di vista, non è possibile operare in piattaforma, perché la procedura prevede appunto una comunicazione ufficiale da parte diciamo, dei referenti. Quindi io diciamo, devo attendere che mi venga autorizzato l'account. Per fare questo, adesso per diciamo, brevità, io ho diciamo, predisposto un'altra interfaccia da un altro lato che adesso non vedete per preautorizzarmi, come se fossi la regione. Quindi adesso io esco, entro sull'altra mia piattaforma che non vi posso far vedere per questioni di privacy, mi abilito il comune, per cui è sufficiente rifare l'accesso, quindi come se avessi già compiuto questa fase. Quindi facendo di nuovo accedi con SPID, io dall'altro lato mi sono salvato l'account, facendo l'accesso con SPID vedremo di nuovo, con SPID OC, vedremo di nuovo la piattaforma come se questo passaggio fosse già avvenuto. Quindi eccolo qua. Adesso lo possiamo chiudere. Ok, un attimo che... ok. E quindi mi viene proposta la piattaforma già abilitata per il comune che ho richiesto. Quindi se non ho completato la procedura, quindi se non ho inviato la PEC, sappiate che diciamo, non sarò mai in grado di poter vedere queste informazioni. Questa è l'intera procedura di accreditamento. Vi dicevo, c'era la possibilità di chiedere un intervento come dall'help desk, facendo semplicemente qui in alto a destra nel menu di a tendina che mi si compare, vedo domande e segnalazioni. Quindi domande e segnalazioni mi porta a un form esterno e potrei inviare un'email tramite questo form, quindi inserendo i miei dati potrei inviare una richiesta di assistenza. Ecco, questo per completare un po' l'autorizzazione.